Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto al titolo, manipolatori seriali, perché capita spesso che alcune persone, soprattutto i narcisi, per entrare nella nostra sfera privata usano dei complimenti tra tante altre cose per aprire le nostre porte. Però prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Degarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera teniamo un percorso esoterico, il Marietto Veneziano, il Degarda, coadiuvati da Milas. E eventualmente anche nelle sibille e pendolino gratuiti al mercoledì il vostro Marietto fa mezz'ora di pendolo su il canale YouTube, e anche il sabato alle 3:30 o su YouTube o su Facebook il vostro Marietto c'è. Sempre domande e risposte gratuiti per mezz'ora. Bene, vediamo un po' questi manipolatori seriali che cosa sono, e soprattutto con i social si sono in un certo senso espansi a goccia, perché tanto per loro è solo un copia e incolla. Capita spesso che alcune volte magari siamo giù di morale, oppure siamo un attimino soli per via che abbiamo magari anche lasciato delle amicizie, e quindi girovaghiamo e capita ogni tanto di trovare persone che ci agganciano o ci chiedono l'amicizia sui social. Magari siamo anche così in cerca di nuove amicizie, in cerca di nuovi spunti creativi, e incontriamo persone che ci fanno dei complimenti. Alcune volte magari per anche una bella foto di qua o anche per un bel paesaggio, e fin quando restano dei complimenti o delle apprezzamenti positivi che non riguardano certe sfere, la cosa può andare bene, perché va benissimo anche sentire o fare un complimento a una persona che si incontra perché ha un bel abito, o perché magari il suo figlio è andato bene a scuola, ha fatto dei risultati sportivi, e fino lì ci sono dei complimenti positivi, degli apprezzamenti positivi che in un certo senso danno anche, fanno piacere, insomma. Però purtroppo ci sono dei complimenti mirati per far mettere dentro nel nostro intimo delle ancore, e queste ancore che poi facciano leva su qualcosa che noi poi dobbiamo ridare in cambio. E questa cosa qui la usano soprattutto i manipolatori narcisi, e soprattutto i manipolatori in un certo senso narcisi e estroversi, perché sanno bene, e a loro non gli viene nessun tipo di fatica, perché è dentro nella loro indole, e ci sono delle tipologie di persone che sono molto sensibili a questi apprezzamenti o anche detti complimenti, e a quel punto lì queste persone, ad esempio, potrebbe essere un vostro capo sul lavoro, oppure potrebbe essere una persona che vuole dei soldi da voi, oppure vuole farvi fare un lavoro in un modo molto, come si suol dire, che voi non gli costiate molto, oppure hanno bisogno di qualcosa di voi e non osano, o in un certo senso vi mettono a condizione che tramite le loro suggestioni, che vengono chiamate anche complimenti, voi siate obbligati poi a rispondere in un senso positivo, cioè vi mettono in quel tipo di condizione che siate sottomessi al suo volere, tipo tu sì che sei una persona generosa, e quindi dopo detto 3-4 volte in varie circostanze, automaticamente dopo vi viene a chiedere magari un prestito, facendovi poi pesare il fatto se non glielo date. Queste persone ci sono tante, e sono pericolosissime, perché soprattutto se entrano in un gruppo familiare poi portano zizzania, quindi dovete sempre creare un muro difensivo per il semplice fatto che, come si suol dire, iniziano con un'ancora di questo tipo per poi fare l'escalation. Ho visto gruppi, compagni, gruppi distrutti da queste persone che sono entrate
come angeli, ma nella realtà erano lupi travestiti da agnelli. Quindi il vostro marietto ha messo delle pillole in cui, ad esempio, la spada e la torcia, e le pillole in cui spiegano le varie meditazioni anche difensive, quella ad esempio della luce luminosa, del cerchio di fuoco, e poi ha spiegato anche in alcune altre pillole di lezioni di radiestesia basic come tagliare questi legami, soprattutto la 16 e la 18. Quindi attenzione a questi adulatori, perché sono i primi che, come si suol dire, buttano dall'altra parte l'ancora per poi tirare il ramo e il lamo, e quando voi siete nella sua ragnatela poi è difficilissimo a uscire. Bene cari amici, anche per oggi questo è tutto. Il vostro marietto vi chiede di iscrivervi al canale del Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e vi raccomando non mancate di iscrivervi anche al canale di Telegram, dove qui sotto in descrizione trovate tutti i link per raggiungerci. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!